Piromani davvero maledetti. Il vescovo di Cefalù, infatti, li ha scomunicati. Ferite che fanno male, che non possono lasciare indifferenti, e mentre dal mondo politico si condanna senza però adottare misure capaci di fermare i delinquenti, dal mondo ecclesiale arriva, come detto, la scomunica per chi appicca il fuoco arrecando distruzione e danni infiniti. È stato il vescovo di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante, durante l'omelia per la festa del patrono, a parlare di reato grave che pone i responsabili fuori dalla comunione della Chiesa perché i piromani commettono un crimine contro il Creatore. Da qui la scomunica per chi ha colpito nel cuore delle Madonie e in quasi tutta la Sicilia con i roghi che ancora continuano a mettere in ginocchio interi territori. E chissà che non arrivino sul serio le sanzioni pesanti nei confronti di chi appunto si macchia del grave reato. Ricordiamo che il presidente della regione, Nello Musumeci, ha chiesto per i piromani il carcere a vita perché è questo che si meriterebbero queste persone che non sono affatto malati di mente, ma semplicemente dei delinquenti che vanno fermati. E dopo la scomunica, l'auspicio è che arrivi la mano pesante del legislatore.